Buon pomeriggio, bentrovati, un'altra puntata di preview in nostra compagnia fino alle 16 per parlare sicuramente del Catania. Dopo la bella vittoria in casa del Monopoli c'è la Casertana che attende i rossazzurri al Massimino. Ovviamente finestre sul Messina, sul Trapani, parleremo anche del torneo delle regioni, ne parliamo insieme ai miei ospiti studio. Carlo Breve, ciao Carlo. Buonasera Marco e buonasera a tutti. Insieme ad Ermanno Florio, ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri E spettatori. insieme alla nostra Anna, che vedo già inquadrata. Ciao Anna, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio a voi e ai nostri telespettatori. Noi vi ricordiamo che aspettiamo i vostri messaggi al 342 77 12 855. Adesso arriverà anche il numero per messaggiare con noi, ovviamente tramite la nostra Anna, da cui io torno subito perché facciamo il punto della situazione andando a vedere quello che è il programma della prossima giornata di campionato e ovviamente quella che è la classifica relativa alla Serie C, Girone C. Anna. La 27esima giornata di campionato prende il via questa sera alle 20:30 con Giuliano Latina e Taranto Foggia. Domani alle 15 Benevento Messina, alle 17:30 Cavese Picerno. Domenica 16 febbraio alle 12:30 Potenza Juventus Next Gen. Alle 15 Avellino Crotone, Trapani Sorrento. Alle 17:30 Catania Casertana, Cerignola Turris e Monopoli Altamura. Passiamo alla classifica. Il Cerignola con 51 punti, Monopoli 48, Avellino Benevento 46, Crotone 43, Potenza 42, Trapani Catania 38, Sorrento Giuliano 37, Picerno 36. Juventus Next Gen 34, Altamura e Foggia 32, Cavese e Latina 29, Casertana 27, Messina 24, Turris 6 e chiude la classifica il Taranto con meno 6 punti. Grazie Anna, noi ritorniamo un attimo alla classifica perché va detto che lunedì c'è un importante appuntamento perché scadono i termini per pagare il dovuto di novembre, dicembre e gennaio e ovviamente ci sono Turris e Taranto nella situazione in cui sappiamo, tentiamo di riassumere la cosa, se verranno pagati tutti gli emolumenti, ovviamente anche quelli relativi al passato, le due squadre non avranno nessun tipo di problema e continueranno il campionato. Se verranno pagati solo quelli relativi all'ultimo trimestre andranno incontro ad un'ulteriore penalizzazione, se non ci sarà nessun pagamento andranno incontro all'esclusione dal campionato con tutto quello che ne consegue, verranno annullate tutte le partite giocate contro quelle squadre, per cui ci saranno squadre che ad esempio già ce ne sono, non avranno 4 partite già disputate perché hanno giocato sia all'andata che al ritorno, sia col Taranto che con la Turris. Abbiamo riassunto velocemente la situazione sperando di renderla il più comprensibile possibile, questa è la realtà. La realtà del Catania invece, tu che sei stato a Monopoli, Carlo, come l'hai vista? È una realtà diversa rispetto al Catania che abbiamo visto fino ad ora nel 2025? Ma già diciamo che dalla prefazione di questa gara, dall'incontro con mister Toscano, abbiamo visto un allenatore più sereno, rasserenato secondo me dalla ricompattezza dello spogliatoio che dopo il mercato ha avuto modo appunto di chiarirsi e di cacciare via tutte le streghe di probabili partenze o rimanenze malvolentieri, sì. E quindi secondo me c'è stato un patto dentro lo spogliatoio che ha consentito alla rosa di mister Toscano di avere una buona serenità d'animo e una nuova consapevolezza di essere una squadra forte, poi ricambiata dall'ottima prestazione di Monopoli, sì, che ha dato sicuramente nuove certezze a questo gruppo. A livello tecnico e anche tattico, Ermanno, hai visto dei miglioramenti nella squadra tali da giustificare un risultato così importante, perché il Catania, ricordiamolo, ha vinto in casa di quella che era la capolista del campionato. Marco, guarda, la cosa che mi ha stupito tanto è secondo me la percentuale di duelli, di contrasti, di intercetti, di vinti dal Catania, soprattutto nelle zone nevralgiche del campo, quali il centrocampo, un ottimo filtro di Jimenez che da tre quarti si abbassava molto, o grande compattezza, lo vedremo poi successivamente sui tagli, su quello che è stato diciamo un po' un problema, un alert difensivo costante, che erano le palle laterali, dove nel primo tempo c'è stata qualche piccola sbavatura, ma poi nel secondo tempo invece c'è stata grande attenzione anche nelle marcature, anche nel non concedere spazio all'avversario. Il Catania che dal mio punto di vista diciamo tattico, dal punto di vista diciamo del gioco, del piano del gioco, ha fatto una partita
molto da squadra di Serie C, che deve fare punti, che era comunque in difficoltà di uomini, visto anche i pochi convocati, i pochi cambi a disposizione, però ha fatto la partita che doveva fare, quindi molto attenta, compatta, i reparti molto stretti, poi ricercava velocemente la ripartenza, andava bene in appoggio, quindi non è stata pulitissima, non è stato bellissimo il calcio che ha espresso il Catania, però è stato un calcio pratico, un calcio pragmatico, come quello del Monopoli, fino adesso, come quello che è stato quello del Monopoli fino adesso, che è stato fino adesso, anche nella partita di domenica. Però in questo caso il Catania è stato addirittura più bravo del Monopoli, che faceva scuola per questo tipo di calcio, è stato più bravo del Monopoli ed ha vinto anche secondo me meritatamente. Noi torniamo da te fra pochissimo, perché nella lente di ingrandimento andiamo a vedere quelle che sono state le partite in cui il Catania è passato in vantaggio, fra cui ovviamente anche quella di Monopoli, per vedere il rendimento della squadra rossazzurra. Lo faremo fra pochissimo. Intanto io torno da Anna per capire se ci sono già dei messaggi da casa. Anna. Sì, sono arrivati già delle domande, più che altro ci chiedono: la scorsa settimana tutti a dire che De Paoli aveva fatto un gol in 21 partite, adesso che cosa si dice? Altra domanda, una domanda sugli infortunati: possibile che si stia provando a far arrivare tutti al meglio per i play-off, invece che rischiare come è stato fatto con Dal Monte? Altro messaggio: la sensazione che ho è che se si accettua l'alternativa vera che manca in attacco, questa squadra al netto degli infortuni è fra le più forti del campionato. Allora, vabbè, su De Paoli che cosa diciamo? Che ne ha fatti due in 22. La risposta è beh, indubbiamente è chiaro, si è detto, secondo me giustamente, che il giocatore non era il giocatore che la squadra aveva inseguito, che la dirigenza aveva inseguito fino all'ultima giornata di mercato. Certamente un gol dopo 2 minuti ma che si è presentato con grande umiltà, a esatto. prescindere dal gol, che per un attaccante è fondamentale. Devo dire che mi ha impressionato la voglia di lottare e di mettersi a disposizione della squadra. Ha vinto tanti duelli, proteggendo sempre bene la palla, vincendo duelli con difensori forti, arcigni fisicamente, riusciva sempre a far mettere il corpo tra palla e uomo. Secondo me da questo punto di vista ha fatto veramente un grande lavoro, facilitando anche le giocate poi di Inglese, sì. Quindi ha fatto sicuramente un'ottima partita. Messo in grandissima difficoltà Angileri, che era uno dei migliori difensori della Serie C, però dal punto di vista proprio fisico della gara ha fatto poi dopo un'ottima 45-50 minuti ha iniziato a fare fatica, perché è un giocatore che, come avevamo detto settimana scorsa, aveva toccato poco il campo e quindi fisicamente possibilmente non era ancora pronto. Infatti ha avuto un piccolo risentimento, fortunatamente nulla di grave, però si è messo tantissimo a sacrificio della squadra, ha giocato tanto di sponda, ha giocato tanto spalla alla porta, e poi è stato bravo in 2 minuti, nei primi 2 minuti, a capitalizzare quell'azione che gli si era creata. Le altre domande sugli infortuni, che si stia tentando appunto di recuperarli nel miglior modo possibile, perché è chiaro che ci sono i playoff da affrontare e forse si vuole avere dei giocatori, faccio l'esempio di Sturaro, al meglio possibile proprio per quella parte del campionato. È vero che bisogna arrivarci ai playoff anche. Ci arriverà sicuramente. E non commettere, qualcuno giudica l'errore di Dal Monte, arrivato, fatto giocare subito e poi sono state situazioni dove per forza di cose si è dovuto rischiare il calciatore. Credo che però dall'esperienza dell'infortunio soprattutto di Sturaro, dell'ultimo infortunio di Sturaro, credo che adesso ci sarà un po' più di calma nel mettere dentro il calciatore, anche perché si recupererà per questa giornata gli squalificati, quindi gli uomini a disposizione di Toscano saranno qualcuno in più rispetto a domenica scorsa. Certamente sì. Poi facciamo così, siccome stiamo aspettando anche di poterci collegare con un ospite, andiamo a vedere subito la grafica che dicevamo in precedenza sulla lente di ingrandimento, per vedere quelli che sono i numeri del Catania quando passa in vantaggio. Li possiamo commentare insieme, ragazzi, perché è successo 15 volte in stagione. Sì. Ermanno ha portato 10 vittorie, praticamente tutte le vittorie del Catania in campionato. Ma più che tutte le vittorie, io per esempio anche il pareggio, no? I 4 pareggi, cioè molte volte si dice in queste categorie, soprattutto quando giochi fuori casa, soprattutto quando giochi con una squadra come l'Avellino, che mi viene da pensare quando Catania è passato 2 volte in vantaggio lì in terra campana,
E non devi essere bravo anche quando poi nel caso in cui passi in vantaggio ti pareggiano la partita a non perderla, no? Ed è stata un po' la poca bravura del Catania nell'unica sconfitta che segnaliamo, che è quella di Benevento, il 3-2 dopo essere passato in vantaggio per 2-1, però è quella, diciamo, in qualche modo un'analisi che volevo fare principalmente, ma per porre delle domande. Cioè, il problema del Catania da inizio stagione ad ora è stato quello di sbloccare le partite, di andare avanti all'avversario, di trovarsi in una situazione che in qualche modo rasserena anche un pochettino, che abbassa, no, le pressioni, che rasserena la mente dei calciatori, o c'è altro dietro? E soprattutto sul dato che ho fatto vedere, il discorso che comunque il Catania, dopo che passa in vantaggio, attua una strategia molto chiara, ovvero lasciare campo all'avversario, lasciare il pallone, la gestione del pallone all'avversario, abbassarsi molto dietro la linea della palla, abbassare molto il baricentro, infatti da 45% medio si passa al 36% di possesso palla medio, e addirittura da una media per 90 minuti di 11,5-4 tiri nello specchio, ne fa addirittura 4, quindi il Catania che abbassa molto il baricentro, che perde pericolosità, ma la perde a discapito di compattezza, di attenzione, di chiusura di quello che sono, diciamo, la cosiddetta zona 1, no? la tre quarti propria. Ed è una domanda che faccio principalmente perché da quest'anno mi sono iniziato un pochettino a interessare in maniera più specifica alla categoria. È una strategia, secondo voi, fatta ad hoc per la categoria, per il Catania, o è qualcosa che effettivamente dove il Catania dovrebbe migliorare qualcosa? Perché sai, passate in vantaggio ci sono molte squadre che invece vogliono chiuderle le partite. Secondo te, Carlo, e poi magari rispondo anch'io. Passa anche un po' dalla filosofia dell'allenatore, no? Quindi bisogna vedere quali sono i modi di pensare dei tecnici, ecco. Secondo me poi dipende anche dal momento particolare che si vive della stagione e dell'annata che ha vissuto il Catania questo 2024-2025, certamente non fortunata anche negli episodi, certamente con degli errori. È chiaro che tutto questo incide anche nella prestazione che poi metti in campo e nel modo di presentarti in campo, e poi anche dall'avversario che vai a incontrare, no? Vai in vantaggio ad Avellino, incontri una squadra che è forte, è chiaro che devi un attimino concedere la reazione, no, dell'avversario. Stessa cosa a Benevento. Sono state due partite dove il Catania avrebbe meritato di uscire fuori con i 3 punti, sia Avellino che Benevento. Avellino alla fine è uscito un solo punto, ma sono 2 gare dove il Catania... E dell'altra invece la sconfitta. Staremo parlando probabilmente, l'hanno detto, di un altro campionato. L'hanno detto in tanti, di un altro campionato. Noi invece adesso, andando a chiudere questa prima parte della nostra preview, ci ritroviamo fra pochissimo per introdurre l'argomento Casertana, per andare un po' a studiare anche quello che è l'avversario del Catania, che proverà a fare il bis del risultato con il Monopoli. A fra poco. Seconda parte della nostra preview, ci avviciniamo a conoscere un po' meglio quello che sarà l'avversario del Catania nella prossima partita di campionato al Massimino, vale a dire la Casertana. Prima torniamo da Anna perché vediamo se ci sono altre domande, altre curiosità che arrivano dai nostri telespettatori. Anna. Ho alcune domande per Ermanno, ci scrivono: voglio complimentarmi con Ermanno, sempre chiaro e preciso. Ti chiedo come si fa a diventare match analyst? A me piacerebbe tanto, complimenti. E ancora, sempre a Ermanno, una domanda tattica: quanto aumenta la forza del Catania in difesa con Del Fabbro e Allegretto? È solo questione di altezza o c'è dell'altro? Mi piacerebbe rispondere prima alla seconda domanda, sì, esatto. Perché è una domanda tattica che mi riguarda maggiormente. E in realtà secondo me non c'è solamente un guadagno dal punto di vista della forza, c'è un guadagno dal punto di vista delle caratteristiche, perché Toscano ci ha fatto intendere che voleva questo, lo voleva da Quaini, lo vuole da Gega, lo vuole da Del Fabbro, lo vuole da Allegretto, da tutti, diciamo, quelli che giocano come centrale o come braccetto. Vuole una difesa a 3 che sia a 3 e non col braccetto che sale. Ecco perché Castellini, secondo me, all'interno di quello che era diciamo
il sistema di gioco del Catania era un po' forzato in quel ruolo lì, perché si spingeva, però non era qualcosa che secondo me era molto nelle sue corde, ma non qualcosa che rientrava molto sui principi tattici richiesti dal mister Toscano. Quindi ci guadagna principalmente in marcatura, ci guadagna principalmente in protezione dell'area di rigore, in protezione di quelle che sono le palle aeree, le palle laterali. Vedremo successivamente anche da qualche taglio come Allegretto soprattutto abbia risposto molto bene a quelle che erano le indicazioni tattiche di principio che aveva chiesto Toscano, e soprattutto la cosa che serve tanto in questo caso è quella che è l'attenzione e la compattezza in quelle situazioni un pochettino di pericolosità o di casualità, quelle le seconde palle, quelle palle diciamo mezze e mezze, quelle palle vaganti su cui il Catania un pochettino ha concesso qualcosina, vuoi per anche disabitudine di Castellini o Anastasio, mi viene da pensare, no? Che non sono proprio dei braccetti, non sono proprio dei centrali, e che in quelle posizioni là, in quella posizione nevralgica del campo non ci sono mai trovati. Quindi perdere una palla in una situazione centrale è diverso rispetto a perdere la palla in posizione laterale. Quindi guadagna. Ne avevi parlato anche di questo nella puntata precedente? Sì, settimana scorsa proprio su l'avevo parlato più che altro sul discorso dei centimetri, no? Perché Allegretto 1,90, stessa cosa vale per Del Fabbro, però ovviamente il vantaggio non è solo sull'altezza, ma anche su delle caratteristiche che rispecchiano proprio quelli che sono, secondo me, dei principi tattici chiari. Come si diventa match analyst in 4 secondi? Bisogna principalmente studiare e guardare tante partite. Ah, ecco, vabbè, questa è la cosa che bisogna fare, insomma. Ma chi ha passione per questo lavoro e per il calcio probabilmente lo fa, Carlo lo fa per fare allenatore, è normale che sia così. Allora andiamo a presentare, iniziamo a presentare l'avversario del Catania attraverso le nostre schede, le nostre grafiche, partendo dall'allenatore appunto della Casertana, che è Massimo Pavanel. Nato a Portogruaro nel 1967, questo è il suo percorso, è a Caserta da inizio gennaio, ha preso il posto di Iori e da lì è partita la sua avventura con la Casertana, da un mese alla guida dei Falchetti, appunto il simbolo della Casertana. Per quanto riguarda il faro della squadra campana, abbiamo scelto Carretta perché è il leader indiscusso della squadra, ha avuto il rinnovo di contratto all'inizio di questo campionato, 3 reti e 2 assist in 6 presenze, l'anno scorso 4 gol e 6 assist, è un giocatore sempre importante, non sempre gioca dall'inizio, magari subentra a partite in corso, poi ne parleremo, però è un giocatore certamente importante per la Casertana, Carlo. Eh sì, classico mancino a piede invertito, può giocare sotto punta, grande imprevedibilità, vero uomo squadra, Carretta sicuramente, ma una batteria di attaccanti non male, molto interessanti, con tante alternative. Lo vedremo poi quando andremo sulla formazione. Sicuramente davanti sono migliorati, perché non avevano una prima punta all'andata, adesso ne hanno 2, Vano e Bonino, che hanno un po' le stesse caratteristiche, sono 2 classici pivot terminali offensivi. Questa squadra all'andata doveva giocare quasi con Deli, falso 9 con Asensio, quindi hanno cambiato un po', hanno migliorato, addirittura c'era Bakayoko, che sicuramente è un giocatore forte, hanno messo è dura da dire Egheraveba, che è un altro giocatore molto fisico, delle stesse caratteristiche di Bakayoko, che attacca, è veloce, che attacca a campo aperto, può far veramente male. Sì, adesso hanno messo dentro pure Callon. E Callon, che potrebbe giocare al posto di Carretta, un altro giocatore di gamba, un altro giocatore oppure col Cerignola hanno quindi fatto giocare Callon a destra con Carretta e partire a sinistra per poi insomma. Sì, col Cerignola il mister l'avrà visto, hanno cambiato anche schema modulo tattico, da un 4-2-3-1 sono passati a un 4-3-3, però solitamente Pavanel ci ha fatto vedere un 4-2-3-1 considerando che in mezzo, cioè come sottopunta, hanno un giocatore dalle caratteristiche un po' di Marchisio, come Perotta, Proia, no? Come Proia, che un centrocampista bravissimo a inserirsi, bravissimo ad attaccare la porta, ma è un centrocampista, non è il classico tre quarti tipo Deli, ecco, quindi possono mutare un po' il loro atteggiamento.
Allora, io vedo che è collegato con noi, attendo di sapere dalla regia se è possibile già collegarmi con Alessandro Ambrosi, ex attaccante rossazzurro, mi sembra proprio di sì. Alessandro, ciao, buon pomeriggio, ben ritrovato qui a Preview, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, stiamo commentando il Catania, quello che abbiamo visto in casa del Monopoli, e tu che sei un forte attaccante, sei stato un forte attaccante e l'hai dimostrato qui a Catania, vorrei che ci dessi un po' la tua idea sull'attacco del Catania, a partire da Inglese, giocatore che certamente tutti conosciamo e che anche tu avrai avuto modo di apprezzare in questa stagione. Sicuramente il reparto offensivo del Catania è un reparto importante, lo dimostra il fatto che comunque il Catania ha realizzato 40 reti in campionato, quindi non è sicuramente quello che sta nella norma. L'Inglese ha realizzato 11 reti, poi qualcuno è venuto un po' meno, qualcun altro sta facendo bene adesso, però ritengo che è un reparto che sta funzionando abbastanza bene. Su Inglese, che cosa pensavi all'inizio di stagione, quando hai capito che era un giocatore che poteva essere del Catania e che sarebbe diventato del Catania, e se ti ha sorpreso, perché qualcuno è rimasto sorpreso della grande stagione che sta interpretando Inglese fino adesso? Ma guarda, che sia un giocatore di qualità è indubbio, visto le categorie insomma in cui militava in precedenza, ha fatto bene anche in categorie superiori. E diciamo che era un po' il discorso, qui c'è la difficoltà, un po' il discorso che si parlava prima, no? Cioè quando un giocatore che viene da categorie superiori non sempre si riesce a immedesimare a far bene nella categoria che va ad affrontare, scendendo di categoria. Era quello che dicevo un po' quando mi facevo la stessa domanda. Io non ho mai avuto problemi di categoria, in qualsiasi categoria ho fatto gol, però non è mai facile. È capitato anche a me di scendere dalla B proprio per venire a Catania, tra l'altro. E non è mai facile immedesimarsi in una categoria e poter far bene come sta facendo Inglese, sulle cui qualità tecniche e realizzative non avevo dubbi, insomma. Senti, a Monopoli sono venuti fuori due giocatori, uno che è appena arrivato dal mercato, cioè De Paoli, e l'altro che è Corallo. De Paoli ha segnato un gol prima di arrivare a Catania e appena arrivato a Catania ne ha fatto uno nel giro di 2 minuti con il Monopoli, e Corallo invece è un prodotto del vivaio. Sono giocatori secondo te importanti anche loro per riuscire a completare questo reparto che magari anche nelle intenzioni della società doveva essere completato ancora meglio durante il mercato di riparazione? Ma sicuramente, allora, sono due discorsi differenti. Di Paoli, che è arrivato adesso, ha realizzato un gol subito. Può essere che magari trovi il pick giusto, la squadra giusta per disputare una seconda parte di stagione importante, quindi essere di grande aiuto al Catania. Mentre riguardo il discorso del settore giovanile, io è un discorso che porta avanti da anni. Una società come il Catania dovrebbe vivere del settore giovanile, ma sono problemi che vanno fatti a lungo termine, e purtroppo se ne riempie solo la bocca, ma poi quando ti arriva all'arco pratico non si lascia tutto andare come sta. Io penso che Catania è una piazza che dovrebbe prescindere, non potrebbe prescindere da quello che è il discorso di un settore giovanile importante e ben impostato. Senti, chiudendo, Alessandro, ti chiedo invece se pensi che alla luce anche del risultato che è stato tirato fuori a Monopoli, il Catania possa affrontare una seconda parte di stagione in modo diverso rispetto a quello che è stato l'avvio di questo campionato, e se magari nei playoff secondo te può diventare lo spauracchio delle altre squadre che proveranno l'accesso attraverso questi spareggi complicatissimi alla Serie B. Sicuramente il Catania deve recitare questo ruolo per forza. Ha avuto alcune battute di stop, alcuni problemi che l'hanno portata ad occupare questa posizione di classifica, perché il Catania è andata per una delle contendenti alla vittoria finale nel suo campionato, quindi ha un tecnico importante per la categoria come Mimmo Toscano, quindi ritengo che questa di domenica possa essere una partita importante, perché volta su un campo difficilissimo come quello di Monopoli, con una squadra che se non erro era seconda o giù di lì, e quindi penso che sia un'iniezione di fiducia importante per una squadra che deve per forza far meglio di quello che ha fatto fino ad oggi, e sicuramente se ritroverà le alchimie giuste
le giuste misure sarà un avversario con il quale tutti dovranno fare i conti, chi vuole dire. Se dovessi tornare a giocare, tornasse qualche anno in meno, ovviamente per riuscire a calcare i campi, ci torneresti in questo momento al Catania a giocare da punta in rosso-azzurro? Ma guarda, io forse quando sono venuto io a Catania, penso che solo io potevo venire in quel periodo. Io venivo dal Crotone in B, che stavamo facendo un campionato importantissimo, e venni in una società che per classifica quelli che stanno oggi è oro, perché noi eravamo a pochi punti da play-out, con una piazza esplosiva, tifosi contro la squadra e tutto quanto, quindi è una domanda che sicuramente la mia risposta è scontata, e chi mi conosce potrebbe rispondere per me tranquillamente. E dunque la sappiamo benissimo la tua risposta. Alessandro Ambrosio, io ti ringrazio come sempre della partecipazione, dell'amicizia che hai verso noi di Telecolor e verso la nostra trasmissione. Grazie, un buon pomeriggio ancora. Ciao Alessandro. Grazie a tutti e sempre Forza Catania, un abbraccio. Ci saluta sempre così, non l'abbiamo avuto già ospite Alessandro in un'altra puntata di preview. Sono sempre molto affezionati e appassionati rispetto a questa piazza che veramente lo sappiamo da tanto. Torniamo a parlare invece dell'avversaria del Catania, la Casertana. Lo facciamo attraverso l'altra grafica che ci fa vedere invece quella che è la situazione della Casertana in questo momento. Ricordiamo che i punti sono 27, solo 5 vittorie, qualcuna è arrivata proprio nell'ultimo periodo contro il Derelitto Taranto 6-0, c'è stata la sconfitta dell'ultima partita con il Cerignola, insomma anche contestata diciamo da parte della Casertana, il pareggio con il Messina, diciamo che non ha affrontato le big del campionato ultimamente, tranne il Cerignola, perché Turris, Messina, Taranto e poi la partita con il Picerno. Questo è il ruolino di marcia della Casertana. Per saperne di più sulla squadra che affronta il Catania ci colleghiamo con Armando Serpe di Sport Casertano. Ciao Armando, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora Armando, abbiamo delineato un po' quella che è la situazione in casa Casertana, vuoi dirci di più innanzitutto sulla disponibilità dei giocatori, se sono tutti disponibili? Credo di sì, tranne i Lungo dei Genti da quello che so, e poi qual è invece la situazione che si respira legata alla classifica, al campionato che la Casertana sta facendo, Armando. Ma sicuramente Casertana arriverà a Catania, come dicevi tu, a parte i vari diciamo, i giocatori infortunati che hanno già finito ormai la stagione, per il resto non ci sono squalificati e non ci sono altri infortunati. Arriverà con una classifica sicuramente non delle migliori, alla luce della sconfitta immeritata sicuramente contro il Catania, il Cerignola la scorsa settimana, ovvero lunedì, ed arriverà una Casertana anche abbastanza come dire, innervosita da questo KO, un KO immeritato, perché ha fatto comunque vedere dei passi avanti con questa cura Pavanel, e quindi sarà una Casertana che rispetto a quello che magari si può immaginare andrà al Massimino con il chiaro intento di portare via punti. Con questo obiettivo che ci dici, situazione invece legata all'attacco, ne abbiamo parlato poco fa con Carlo Breve, è un attacco diverso rispetto a quello che il Catania ha affrontato nella partita di campionato del 6 di ottobre, mi pare, la vittoria del Catania per 3-1 in casa della Casertana, era una Casertana diversa. Che tipo di soluzioni ci dobbiamo attendere? Ma un attacco totalmente diverso, sicuramente più fisico, con Vano al centro che è una sorta di pivot, di centroboa, per utilizzare insomma termini di altri sport. È un giocatore che non segna tantissimo, però è uno che crea spazi, perché per bloccare Vano, che non è poi così, l'abbiamo visto insomma dal vivo, non è un giocatore poi così statico, anzi per fermare lui c'è bisogno insomma di tanta forza e anche di una certa elevazione. Poi sulle fasce diciamo la Casertana ha messo giocatori
come al di là di Carretta, che insomma probabilmente sarà, poi dopo ne parliamo della formazione, probabilmente sarà ancora lui in attacco, però ha messo giocatori come Callon o Destiny, noi lo chiamiamo Destiny affettuosamente con il suo nome di battesimo, e Garevba, che insomma è un po' difficile da nominare, allora noi l'abbiamo ribattezzato Destiny. Giocatori che sono sicuramente veloci, sono giocatori che hanno gamba, e sono riusciti anche a scalzare Bakayoko, che sembrava essere un grande titolarissimo, e invece addirittura con lo Cerignola non è proprio entrato per scelta tecnica. Com'è cambiata Buonasera, sono Carlo Breve. Com'è cambiata la mentalità e come sono cambiati i principi tecnico-tattici della nuova Casertana di mister Pavanelli rispetto a mister Iori? Beh, diciamo che ha cambiato un po', chiaramente, sia dal punto di vista mentale, sia dal punto di vista proprio come dicevi tu, tecnico-tattico, cioè la Casertana con diciamo questo 4-2-3-1, che in realtà poi si trasforma in un 4-3-3, a volte, chiaramente non sempre. È una squadra che per esempio col Cerignola è stata un po' più guardinga, forse aveva troppo paura, e questo gliel'abbiamo sottolineato. Ha fatto più una tattica conservatrice, infatti fino al 78esimo il risultato poi non si era sbloccato. Però è chiaro che con tante incognite ancora da chiarire, e mi riferisco alla situazione di Taranto e Turris, che addirittura lunedì potrebbero essere escluse, e la Casertana si ritroverebbe addirittura ultima con il Messina, cioè avrebbe 10 punti in meno. È chiaro che devi andare anche fuori casa a cercare di fare la partita, e quindi ci aspettiamo una Casertana più propositiva. Per tornare alla tua domanda, è cambiato qualcosa nell'atteggiamento tattico, perché stavolta la Casertana ha una prima punta come Michele Vano, però poi paradossalmente, se prima arrivavano tanti cross e non c'era nessuno, oggi questa squadra predilige sfondare per vie centrali o eventualmente anche per vie laterali, come hanno provato a fare con il Cerignola. Quindi diciamo che è una squadra, questa camaleontica, che sa anche adattarsi all'avversario, quindi bisognerà capire. Sicuramente non si permetterà la Casertana di andare a Catania con l'ardore di vincere questa partita a mani basse. Magari mi aspetto un atteggiamento leggermente meno difensivista rispetto al Cerignola, ma sempre con massimo rispetto per una squadra che insomma è sicuramente più forte. Armando, velocemente dacci i ballottaggi per quanto riguarda la formazione, quelli che sono i dubbi magari di Pavanelli per la partita del Massimino. Ma come dicevo prima, partendo dall'attacco, Carretta potrebbe restare tra i giocatori, insomma, dell'11 iniziale. C'è una sorta di ballottaggio tra lui e Callon, perché a quanto sembra, anche se gli allenamenti insomma sono interdetti praticamente da sempre, sì, infatti, potrebbe tornare a giocare, come dicevo prima, questo Destiny e Garevba, che insomma si era mosso bene nelle partite precedenti. Proia è uscito tra i fischi e potrebbe avere anche un turno di riposo, a quel punto entrerebbe Bianchi. Poi ha fatto molto bene il ragazzo Falasca, che quando è entrato o quando ha giocato titolare non si è mai risparmiato, e quindi non mi meraviglierei se a un Fabbri, che non è brillantissimo e non è neanche un fulmine di guerra, potrebbe
essere preferito Falasca, che è meno esperto però è molto veloce. Stiamo parlando dunque della difesa della Casertana. Grazie, grazie Armando Serpio, Grazie ti a voi. ringrazio di cuore e buon pomeriggio anche a te. Altrettanto, buon proseguimento. Vado subito da Anna per avere altri messaggi invece dai nostri telespettatori. Anna. Inizio subito con una domanda per te, Carlo. Ci chiedono: quando rientreranno Stoppa e Dal Monte, l'attacco sarà con loro due inglese più Jimenez magari a centrocampo, e così secondo voi? Vedo grande qualità. Ancora, ciao, riconosco che la vostra trasmissione è sempre stata equilibrata nei giudizi, né filosocietari né distruttivi a prescindere. In settimana però sembra quasi che il Catania, che prima era formato da Brocchi, adesso sia invece una super squadra. Chiedo a voi di dirmi come stanno le cose. Altra domanda per Carlo. Nella rappresentativa siciliana c'è qualche talento che le squadre isolane non dovrebbero farsi scappare? Ne parleremo fra poco anche della rappresentativa siciliana, se vuoi comunque rispondere a questa domanda. Non credo che ti puoi esporre, però non dici i nomi. E già qualche società Sì, sta mettendo gli occhi addosso a qualche ragazzo, è normale che sia così. Ne parleremo fra pochissimo, ho detto. Stoppa Dal Monte, questa è la domanda. Stoppa Dal Monte più inglese sarà l'attacco del Catania. Intanto facciamoli rientrare, facciamoli riacquistare la migliore forma. Sicuramente quando rientreranno potrebbero essere due giocatori a supporto di inglese. E fra parentesi dicevano della qualità, beh sì, credo di sì. Stoppa Dal Monte più Jimenez magari a centrocampo, è chiaro che insomma, la qualità c'è, anche se Ermanno dice non vedi questa soluzione. Non vedo questa soluzione perché secondo me, proprio per le parole di Toscano, proprio per la partita di domenica scorsa col Monopoli, ha bisogno un po' di altro, no? Vuole altro, vuole vedere altro. Gente quindi che faccia legna, diciamo, sì, a centrocampo. un po' di più. Jimenez ha dimostrato di poterla fare, però diciamo che è un giocatore che anche ama, no? Spingersi in avanti, mentre Di Tacchio e De Rose sono due guardiani della mediana. Intanto vediamo, nelle ultime due partite Ermanno, il Catania ha giocato con un centrocampo a 3. Sì, Ha fatto 3-5-2, quindi Jimenez è stato sacrificato, tra virgolette, nel ruolo di mezzala sinistra, con Di Tacchio proprio diga davanti alla difesa, classico, con De Rose. Ci sono delle soluzioni, vedremo averle, ovviamente devono rientrare tutti. Ha tante soluzioni, rientrerà Frisenna, quindi vedremo se può dar manforte a questo centrocampo, dare un po' più di brillantezza, di gioventù, ecco, che non guasta. Vabbè, super squadra, la settimana scorsa bisogna avere un equilibrio. L'equilibrio, avete Giusto. detto che proviamo a fare tanti risultati. Esatto, e questo è quello che ci proviamo a essere contraddistinti all'equilibrio. Certo. Diciamo che non può cambiare il contenuto di una stagione per una partita, però certo va detto che il Catania ha vinto in casa della ex capolista del girone. A proposito del Catania, andiamo a vedere con Ermanno le statistiche a confronto. Ritorniamo a parlare dell'avversaria dei rossazzurri proprio con la Casertana, per capire come sempre anche quelle che sono le differenze, no? Perché la Casertana sembra una squadra che è propositiva in attacco, però alla fine il dato dei gol segnati confligge un po' con questa caratteristica. Mi viene un po' da sorridere perché vedendo le statistiche che vi ho messo oggi in risalto, la Casertana rispetto a quelle che avevamo visto scorsa settimana del Monopoli sembra una squadra che dovrebbe essere, ma l'avevamo vista anche ad ottobre, doveva essere una squadra che per dati doveva stare diciamo non ti dico nei vertici, ma quantomeno in una zona molto più tranquilla di classifica, perché è una squadra che in realtà è molto, come hai detto tu, è una squadra altamente propositiva. E lo segnalano, no? I tocchi in area avversaria, che sono 15 sui 90 minuti, quindi quanto il Catania, il possesso palla, che si differenzia invece dal Catania, perché la Casertana soprattutto lo faceva con Iori e l'ha fatto anche in alcune partite con Pavanel, anche se l'ultima, quella col Cerignola, ha giustamente secondo me un pochettino concesso qualcosa all'avversario, però è una squadra che ama avere il dominio del possesso, ama avere il pallone, ama comunque sviluppare anche dal basso, giocare, ricercare delle trame anche dove per arrivare al cross, che vedremo successivamente, o per arrivare al tiro in porta ci eseguono anche tanti passaggi prima di arrivare dentro. È una squadra che però, come hai detto tu,
ha una buona pericolosità quasi simile al Catania, però poi diciamo il dato è i dati oggettivo. concreti sono poi alla fine i gol che fai al termine delle partite, anche i punti che hai in e classifica. anche i punti, però i dati, ti ho detto, è simile sull'XG sui 90 minuti, quindi Sì. la pericolosità per tiri è molto simile a quella del Catania, solamente che il Catania ne ha fatti 40 di gol, loro ne hanno segnati solamente 24. Dato che invece mi fa un pochettino pensare, forse è quella la loro difficoltà, è quello dei duelli difensivi vinti, dove hanno una percentuale diciamo un po' bassa, infatti si trova 18esima in classifica, solo il 60% dei duelli difensivi vinti, soprattutto direi anche nella zona centrale, nevralgica del campo, i centrocampisti sono un pochettino alle volte un po' restii quasi nel contrasto, nel contrastare in maniera forte e aggressiva, a differenza di Battocchio, Falzerano o chi per loro nel Monopoli, e questo potrebbe essere diciamo una chiave diciamo negativa per la Casertana, anche se anche qui, poi tirando le somme, la Casertana non è una squadra che ha subito tanti gol, perché i gol subiti sono solamente 28, quindi ne ha subiti 28, ne ha fatti 24, è una squadra strana, sicuramente una squadra strana. Particolare, difficile magari da affrontare. Senti, vogliamo andare a vedere un po' i tagli anche che abbiamo preparato, partendo dalla fase di non possesso, perché hai detto tu, è una squadra che segna poco, che non subisce però tantissimo, che rischia un pochettino quando c'è una situazione di transizione negativa. Quando si sbilanciano, esatto. Sbilancia molto il baricentro, e questo era un problema che si porta secondo me dappresso da Iori, no? Dalla mano di Iori. Qui è un'azione diciamo di corner a favore, 1 contro 1, abbiamo visto un duello perso, qui il Messina che sviluppa anche non con grande velocità, un po' con lentezza, addirittura la Casertana si trova in una superiorità difensiva, in questo caso 6 contro 3, quindi teoricamente una situazione che si poteva arginare più velocemente. E qui vediamo il centrale di difesa, se non sbaglio Bacchetti, che perde completamente l'orientamento sul suo avversario, e su un cross diciamo quasi il mister sorride. Ma viene un po' da sorridere. No, ma perché era un cross prevedibile, era una giocata che si poteva chiudere fin dall'inizio. Ma è anche un po' il calcio moderno, dove trovi veramente si spezzano tanto le linee, non c'è più reparto, e ci sono delle situazioni, vedo gli obbrobri tattici magari qualche anno fa, dico ma che ci fa lì Bacchetti a 20 metri dai compagni di difesa, sembrava un libero vecchio stampo. E poi la marcatura, cioè una palla laterale 3 contro 1, basta andare lì ad attaccarsi all'uomo, è innocuo, va alla ricerca del nulla, perché ma poi si mette in una posizione dove non può mai intervenire. Ma poi all'inizio dell'azione, dopo che perdi l'1 contro 1, vedi che sei un po' sbilanciato nella metà campo avversaria, fai fallo, cioè quello all'inizio, lo spendi lì il fallo, e lì spendi forse anche una munizione, spendi però anche la munizione per il cosiddetto fallo tattico, no? Sì, Quello il cosiddetto fallo tattico, però per cui riesci a spezzare questa transizione che ovviamente poi guarda che si distanza che c'è sviluppa tra Bacchetti e la linea dei 3. Sì, mi domando quando la Casertana si sbilancerà così tanto in casa Ma del si sbilancia Catania. perché manda tanti uomini avanti, manda Damian, tante volte va al cross, Proia si butta sempre dentro, forse Collodel quello che è un pochino più che rimane più da play, e calcia però a un gran calcio da fuori, manda tanti uomini perché anche Giano e Fabbri o Falasca spingono tanto, due esterni che anche Fabbri spinge tanto, è un altro che non lo analizzavo tanto, però Falasca lo conosco principalmente, Falasca l'avevo visto 2004 è più fresco, dalla primavera del Sassuolo, era uno che spingeva tantissimo. Dei giocatori che vanno sempre dentro, e quindi attaccando con tanti uomini ti scopri che chiaramente mostri anche un po' il fianco agli avversari. Senti, concedono molto anche in superiorità numerica certe volte, lo vedremo nella seconda clip che ci hai fatto vedere. In superiorità numerica e anche in qualche situazione di palla aperta, non sono proprio attentissimi, anche perché non tanto col Cerignola, vedremo 2 tagli, il taglio col Messina e un taglio invece col Cerignola, dove vedremo proprio, questo è quello col Cerignola, il baricentro qui è molto più basso della squadra, però anche qui è una situazione di palla aperta abbastanza prevedibile,
difficile. Qui è proprio Fabbri che perde completamente diciamo, di vista l'avversario su questo poi cross dove c'è un'altra superiore numerica, addirittura 2 contro 1 dentro, e l'attaccante in questo caso del Cerignola a riconquistare palla. Qui un'altra situazione di palla aperta. Diciamo che non sono delle situazioni ovviamente dove dove crea grande, questa cosa sì, un po' di pericolosità, il Messina la crea, però sono delle situazioni dove il Catania può in qualche modo usufruire su qualche palla aperta, su qualche palla imprevedibile, e soprattutto deve essere brava a sfruttare quei momenti di distrazione e disattenzione nelle marcature dei centrali. In questo caso c'erano Contec e Bacchetti, entrambi ex Catania. fra parentesi rossazzurro, anche Bacchetti ex anche Bacchetti ex rossazzurro, è vero, per cui praticamente da rossazzurro e rossoblu. Sui calci d'angolo invece che situazione troviamo? Tu li analizzi spesso, no? Perché poi sono portatori di occasioni, no? E ovviamente i calci piazzati. Marco, ne avevamo parlato la volta scorsa, abbiamo fatto una lente di grandimento proprio sui calci piazzati e Toscano ci ha fatto gol sul calcio piazzato, non Toscano ma Gherardi. Sì. Però sì, è una marcatura diversa, non è una marcatura come quella che abbiamo visto scorsa settimana col Monopoli, è una marcatura in questo caso a zona, quindi fanno il cosiddetto castello difensivo, mettono un giocatore sul palo, uno sul vertice, una ricerca della palla sul primo palo, poi 3 giocatori in linea nella prima linea, 2 sulla seconda linea. Però in questo caso questa è una situazione che il Catania potrebbe usufruire, cioè, tanta densità nella zona, diciamo, sì, a ridosso dei 7-8 metri vicino all'area di porta, però quella giocata simile a quella che è successa, che poi ha generato il gol di Gherardi, su questo giocatore che parte da fuori ed entra con velocità. Diciamo che il terzo tempo, il salto, il contrasto aereo, il duello aereo non viene proprio marcato o in qualche modo intercettato, e quindi si può trovare un po' di spazio. E arriva questa traversa del Messina nella partita, appunto, poi finita 1-1. Torno da Anna, fra poco ritornerò da te, Ermanno, per la fase di possesso invece della Casertana. Torno da Anna invece per le domande dei nostri telespettatori. Inizio con un messaggio molto romantico per rimanere in tema San Valentino. Sì. Ci scrivono: buongiorno, auguri e un saluto a tutti e al mio amore che è il Catania. Ho visto sempre il Catania in sofferenza in difesa, come mai la miglior difesa è l'attacco? Altra domanda: come si allena il Catania? So che non si possono osservare da vicino, tranne rare eccezioni, gli allenamenti, ma si dice che Toscano sia particolarmente un martello in quanto al ritmo della seduta. E ancora, credo che domenica faremo un'ottima partita dal punto di vista del gioco. Forza Catania. Allora, auguri ovviamente a tutti gli innamorati, questo lo facciamo ed è giusto farlo, e ci sono tanti innamorati del Catania, dei colori rossazzurri, ricordiamolo, che soffrono, che hanno sofferto e che vogliono ritornare in alto. E poi invece per quanto riguarda l'attacco, che diciamo dell'attacco? Carlo, perché appunto sottolineano innanzitutto no, sugli allenamenti, Toscano che è un martello, sì, sicuramente sì. Proprio di sì. Sicuramente diciamo che è uno che è vero, non li osserviamo più di tanto, anzi li osserviamo quasi mai, perché non sono molti i momenti in cui si possono osservare gli allenamenti del Catania dal vivo, però insomma anche da quello che sappiamo è un allenatore che insiste parecchio. Torno da Anna perché la domanda sull'attacco ci è sfuggita anche a me. Ecco, non a Ermanno. Era il discorso della difesa, sul piano della difesa. La difesa è il miglior attacco. L'attacco è la miglior difesa. E invece? Sì, però si può difendersi anche, no? Si può difendersi, diciamo, e poi che ci sono un attimino delle filosofie di pensiero, dove magari ci sono allenatori che vogliono giocare tutta la gara, avere un calcio dominante, piuttosto che allenatori che invece preferiscono un attimino aspettare e magari colpire un po' quello di cui abbiamo discusso con il Monopoli, no? Una squadra che ha colpito, è andata in vantaggio e poi ha deciso di fare una partita in un determinato modo. Il Catania è molto ibrida sotto questo aspetto, perché difensivamente ci ha fatto vedere dei tratti dove va a pressare alto e recupera palla nella metà campo avversaria. Il primo gol contro il Monopoli viene da una pressione alta, o mi viene da pensare quella è stata una pressione fatta benissimo, quella con l'Altamura nel girone d'andata, dove si va a pressare molto alto e si fanno 2 gol in transizione, quindi
sa fare quello come sa fare anche la copertura degli spazi, Certamente. stare molto basso come con l'Avellino, come col Picerno, senza concedere grandi spazi o grande pericolosità Secondo me il all'avversario. miglior attacco è giocare con intelligenza, a secondo del momento, a secondo del momento della sì. partita, La ma partita vale, di domenica- vale nel calcio, vale come tutti gli sport. La no? partita di domenica ha avuto diverse fasi, un pieno Esatto. controllo nel primo tempo dove non ha quasi mai rischiato il Catania, 20 minuti della Difficili, ripresa nell'inizio della difficili ripresa, e perché poi- secondo me ha sofferto un po' il cambio di sistema di gioco del Monopoli, non ha saputo porre delle subito contromosse le contromosse. immediate, e poi col cambio di Corallo è cambiata di nuovo la partita, il Catania si è di nuovo alzato, ha preso coraggio e ha meritato, poi è diventata dominante negli ultimi 25 minuti. Si percepiva che il gol da un momento all'altro, l'abbiamo detto in cronaca diretta, Sì. il Catania è il momento che deve colpire, e così è infatti stato. alla fine ha colpito. Qui diamo un po' ragione quindi al telespettatore, no? L'ingresso di Corallo, che è un attaccante, ha aiutato dato, molto il sì. Catania anche nella fase di pressione, nell'alzare il baricentro, nell'abbassare il baricentro del Monopoli, esatto. quindi in realtà è vero, diciamo che ormai la fase difensiva, così come la fase offensiva, la fanno tutti e 11, Non ci sono dubbi. ormai 11, anche perché il portiere No, gioca come giocatore di movimento spesse volte, È il quindi nuovo libero. sta diventando un po' più vicino al futsal quasi questo nuovo calcio, no? Allora, noi manca mezz'oretta alla fine, per cui come al solito quando arriviamo a questo punto dobbiamo incominciare a correre, e allora andiamo sulla fase di possesso del Catania con soluzioni d'attacco della Casertana, scusami, con la manovra che si sviluppa spesso sulla destra. Sì, qui diamo ragione alle parole prima del mister di Damian, vediamo proprio come si inserisce sulla parte destra, mette un cross interessante, qui è proprio Proia, sempre il mister ce l'aveva anticipato prima, che sa benissimo attaccare l'area e crea grande pericolosità. Questi inserimenti non sono fatti solamente dal centrocampista centrale, quindi in questo caso dall'interno, ma anche bene dal quarto, in questo caso basso come Giano, potrebbe essere Falasca o potrebbe essere Heinz, che vanno spesso dentro per mettere questi crossi, soprattutto adesso che c'è dentro area un giocatore come Vano che sa molto bene attaccare l'area, riconoscere queste situazioni, smarcarsi bene all'interno diciamo di quei pochi metri a disposizione, di posturarsi bene, guardare la porta come ha fatto benissimo qua contro la Turris, dove ha segnato addirittura una doppietta, quindi quello che ha detto il giornalista prima, che non segna tanto, oddio, su 5 partite ha già fatto 2 gol, diciamo forse era un po' scaramanti non è Colomwani, però è un giocatore, però è un giocatore che dentro area si sente, 1,91 m, un giocatore che comunque conosce tanto bene la categoria, sicuramente sarà preso soprattutto sulle palle laterali a uomo, io penso da o Allegretto o Del Fabbro, anche Gherardi, che ormai sono gente che supera il 1,85 m. Dell'altezza fanno certamente il loro Vedremo forte. qualche bel duello con Del Fabbro, beh, soprattutto. Sì, Che giocherà probabilmente qualche scintilla ancora lì in mezzo. Lo immaginiamo lì in mezzo al centro. Avete parlato anche delle sovrapposizioni degli esterni, dei giocatori che si sanno ben farsi trovare anche lì davanti. E la tua prossima clip Sì, sanno creare bene dei 2 contro 1 in fascia, soprattutto nella fascia destra con Carretta che spesso entra dentro il campo, lo faremo vedere meglio dopo, però qua vediamo Giano, qua non fa una sovrapposizione ma fuori inserimento perché si inserisce davanti, e anche qui altro ulteriore cross, quindi questa costante che si ripete nelle varie partite, e poi si crea pericolosità, e qua addirittura c'è il gol di Justin, mi ha detto che si chiama Destiny. Sì, Destiny. Ormai lo chiamiamo, ormai lo sai a memoria. Ti stai preparando, ho preso coraggio. Ti stai preparando a domenica. E qui invece in un'altra situazione... Egarebba, ecco perché. Però ormai lo chiamiamo Destiny. E qui invece un'altra situazione dove non c'è l'inserimento ma c'è una sovrapposizione del terzino, in questo caso sempre Giano, che mette un'ottima palla verso l'attaccante centrale, quindi occhio a questa corsia di destra, soprattutto se gioca Carretta, che sul controllo o sulla ricezione quasi sempre viene dentro il campo, libera spazio alle sue spalle, che viene occupato in questo caso da Giano, ma abbiamo visto nel taglio prima anche dall'inserimento molto largo Carretta, anche dall'inserimento di Damian. Esterni a piedi invertiti è l'ultima che andiamo a guardare, perché è l'altra caratteristica che ovviamente è una particolarità anche del calcio moderno, che fa cambiare un po'
la prospettiva del gioco d'attacco di alcune squadre. Diciamo che qua vediamo proprio i due esterni, Garebba e successivamente andremo a Mettiamoci vedere Carretta. d'accordo, o destri, no, perché non voglio però che poi qui lui che è un destro gioca a sinistra, entra bene dentro il campo, salta bene l'uomo, poi c'ha un bel passo, vediamo qui, grande gamba, classe 2003, ex Fiorentina. Qui vediamo Carretta che è proprio un mancino che si crea l'uno contro uno, perché poi andando da destra a sinistra riesce a isolare l'uno contro uno, entra dentro e calcia. È una costante che avevamo visto anche a ottobre, mi ricordo con Bakayoko, è sempre Carretta, quindi è diciamo un'idea tattica molto forte della Casertana, che gioca con questi esterni appena invertiti, che entrano tanto dentro, che cercano e tanto che è l'uno contro uno. rimasta, diciamo, anche in questo mese in cui è arrivato Piovanel alla guida. Assolutamente, e in più gli ha messo questa sovrapposizione costante, anche qui vediamo proprio Giano che va alle spalle di Carretta, e quindi c'è, diciamo, un po' questo gioco sulle fasce molto forzato. Tanto l'abbiamo visto anche nei numeri, è una squadra che sicuramente gioca, questo da quel lato è ci una sarà caratteristica, è questa. Bel lavoro per Gerardi e per Guglielmotti, dall'altro lato ci sarà da faticare se giocherà Carretta per arginarlo, Allegretto, che insomma potrebbe fare anche un po' di fatica visto il passo diverso a Carretta, dovrà essere bravo anche Anastasio che se dovesse partire lui e non Raimo all'inizio. Facciamo una piccola parentesi sulla situazione Catania, perché io voglio parlare con Carlo, visto che sei qui del torneo delle regioni, che proprio siamo quasi addirittura di inizio, non di arrivo. 2 mesi all'inizio. 2 mesi all'inizio. Andiamoci a sentire, perché c'è stata una partita con le giovanili del Catania, no? della rappresentativa siciliana. Andiamoci a sentire che cosa ha detto Morgana, che poi è il rappresentante numero 1 della FIGC in Sicilia. Il torneo delle regioni, diciamo che si svolge in Sicilia per la prima volta nella storia ed è l'evento, a mio avviso, l'evento più importante della Lega Nazionale Dilettanti e della Federcalcio per quanto riguarda l'ambito giovanile dilettantistico. Parteciperanno le 20 regioni italiane, ciascuna con 4 rappresentative, l'Under 15, l'Under 17, l'Under 19 ed il calcio femminile. Avremo quindi nel periodo che va dall'11 al 18 aprile di quest'anno avremo circa 2000 atleti che staranno in Sicilia, faremo 5 gironi proprio per fare vivere il torneo delle regioni a tutta la Sicilia. Ci sarà un girone a Palermo e a Trapani, uno ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna, uno a Ragusa e Siracusa, uno a Catania e Giardini e l'altro a Taormina Messina. Ma insieme a questo vogliamo, come dire, dare un forte segnale di contrasto a tutte le violenze, dando un grande segnale di rispetto tra compagni, tra avversari, tra calciatori ed arbitro. Vogliamo anche dare un grande segnale di solidarietà, stiamo destinando una somma per ogni gol che sarà assegnato al torneo delle regioni all'associazione La Casa di Lucia, che è particolarmente impegnata in favore dei migranti. E per ultimo vogliamo promuovere la grande, bellissima e meravigliosa terra di Sicilia, in un contesto nel quale siamo convinti che turismo, sport e promozione del territorio siano certamente sinonimi di civiltà e di progresso. E ho visto una persona che conosco lì in panchina, Carlo, anche a parte la bellezza di riuscire a trovare appunto questi giovani di valore, di coinvolgere in un torneo così importante che si gioca nella nostra regione. Che cos'è che ti sta entusiasmando di questo ruolo e che cos'è che ti porta a pensare per il meglio di questa che l'allenatore dell'Under 19 è Peppe Russo, ex capitano del Verona, del Catania, quindi sta guidando con tanta professionalità e sta trasmettendo molto del suo essere professionista a questi ragazzi che, ricordiamo, giocano tutti nei campionati dilettantistici in Sicilia tra promozione ed eccellenza. Questa è stata la prima delle tre amichevoli che stiamo facendo con il Catania. Under 19 l'abbiamo fatta proprio mercoledì scorso, ci sarà un amichevole con l'Under 17 il 26 e il 27 con l'Under 15, quindi tutte le nostre rappresentative, a parte quella femminile,
le stiamo facendo confrontare in questo primo ciclo con le giovanili del Catania, ci sarà un altro step con le giovanili del Palermo e quindi sono degli incontri particolarmente utili sia a noi che alle società professionistiche perché hanno un serbatoio dove andare a prendere i nuovi Madonia, Bonvissuto, Mazzotta, Scrozzo, Terranova. È un gran lavoro importante anche proprio per i vivai delle società professionistiche. Esatto, quindi ricordiamo anche gli staff delle altre rappresentative dove Santino Torre allena l'Under 15 e Lorenzo Corsino l'Under 17, mentre Daniele Di Salvo è l'allenatore della femminile. È un torneo che si fa in Sicilia, quindi è chiaro che noi abbiamo l'ambizione di arrivare quanto più in alto possibile e il nostro sogno è quello di portare almeno un titolo tricolore tra le 4 rappresentative. Stiamo facendo un grande lavoro, siamo convinti che possiamo arrivare in fondo con tutte le rappresentative. E questo è un bel sogno, è una bella scommessa e soprattutto sarà un bel calcio anche quello da andare a vedere in tutti questi posti di cui parlava anche Morgana nell'intervista. Ci fermiamo nuovamente, ritorniamo fra pochissimo per parlare di Messina e di Trapani, ancora del Catania e poi per le probabili formazioni del Massimino. A fra poco. Terza parte della nostra preview, come promesso parliamo di Messina e di Trapani. Andiamo subito a Messina dal collega Francesco Triolo. Francesco, intanto partiamo da qui e poi andiamo alla partita non certo facile che attende il Messina, momento però forse fra i più positivi della stagione. Sì Marco, intanto buongiorno. È chiaro che c'è stato un cambio di marcia con l'arrivo di Banchieri, ma anche con l'arrivo di tanti giocatori nuovi in questa sede di calciomercato invernale. I risultati stanno dando ragione fino adesso con la vittoria contro il Latina che ha dato entusiasmo, il pareggio col Picerno che ci poteva stare, adesso c'è un bel banco di prova, cioè andare a Benevento per giocare contro una delle squadre più in forma più forti di questo campionato, o i più in forma no, perché sappiamo bene le difficoltà che ha avuto il Benevento ultimamente, e quindi bisogna capire se la squadra sannita che è andata in ritiro potrà dare fastidio a questo Messina, oppure il Messina potrà tentare un colpo che sarebbe fondamentale in chiave salvezza. Consideriamo anche che lunedì ci saranno i verdetti sui pagamenti e quindi ci potrà essere anche una risposta per capire Turris e Taranto se rischiano l'esclusione o meno del campionato, quindi sarà un weekend importante da questo punto di vista. Weekend che il Messina affronterà come in termini di uomini, Francesco, con che tipo di formazione? C'è l'imbarazzo della scelta, perché alla fine rientra anche Lia dopo la squalifica, anche Petrucci, quindi Banchieri può utilizzare tutti i giocatori a disposizione. Si dovrebbe andare verso la conferma della squadra che ha pareggiato con il Picerno, tranne qualche novità perché rientrano e sono disponibili anche Chiarella e Dell'Aquila. Dell'Aquila potrebbe già tornare titolare insieme a Tordini alle spalle di Costantino che scalpita per una maglia, e quindi questa che vediamo in sovraimpressione dovrebbe essere un po' una bozza di quella che dovrebbe essere la formazione che affronterà il Benevento. È chiaro che domani bisognerà capire pure come starà Chiarella, se al posto la novità potrebbe essere che giochi Chiarella al posto di Garofalo e anziché il 4-3-2-1 si possa giocare con Buchel e Crimi davanti alla difesa e con Chiarella, Tordini e Dell'Aquila dietro Costantino. Questa è l'alternativa tattica per quanto riguarda il Messina. Francesco, io ti ringrazio, come sempre ci ritroviamo ovviamente nei nostri telegiornali per tutti i risultati, gli approfondimenti anche sulle vicende del Messina. Ciao Francesco, allora grazie, buona arrivederci. Ritorniamo invece a parlare del Catania, lo facciamo con il nostro Ermanno perché andiamo a vedere un po' di analisi di quello che è successo nella partita di Monopoli. Ad esempio sul primo gol, sul primo e unico gol della squadra pugliese, che cosa sei riuscito ad evidenziare? Allora, ti dico, secondo me è un errore di scelta principalmente di Gherardi sul passaggio centrale, oltre all'errore in
in controllo e ricezione di Tacchio, anche perché aveva delle buone situazioni, poi l'azione sviluppa e successivamente vediamo come il Catania marca bene su questa palla laterale, poi Dini non è proprio perfetto, Allegretto che prima aveva marcato bene poi perde l'uomo e quindi ci sono dei vari errori da sottolineare. Il primo è questo che vediamo ulteriormente, dove Gherardi si trova in una situazione di 3 contro 1 e poteva tranquillamente provocare ancora l'avversario, poi una micro situazione di 2 contro 1 in fascia gestita bene, dentro area si trova un 2 contro 2, però guarda, Boulevardi in questo caso si libera dalla marcatura, lo dovrebbe prendere Gherardi che invece guarda solo la palla e lascia il numero 10 libero dentro area, e poi qui diciamo un po' imprecisione di Dini, e poi l'avevamo già detto, no? Garofalo dentro area è un giocatore a cui bisogna porre l'attenzione. Scusatemi, Grandolfo è un giocatore a cui non si poteva lasciare metri. Senti, attenzione poi sulle palle laterali, no? E lo continuiamo a ripetere un po', lo continui a ripetere da qualche tempo per quanto riguarda il Catania. Sì, facciamo vedere la prima clip dove il Catania comunque inizialmente è ben piazzato, cioè copre bene la porta, poi su questa palla laterale Raimo perde completamente di vista il secondo palo, l'uomo sul secondo palo, addirittura sulla partenza del cross sia Allegretto che Raimo guardano solamente la palla e perdono di vista i due avversari e poi si crea, diciamo, la rovesciata di Grandolfo che per fortuna del Catania non genera nessun tipo di palla gol, però qui è una situazione che bisognava in qualche modo limare, cosa che nel secondo tempo invece viene fatta. Infatti la seconda clip, la clip successiva dalla terza, diciamo, sì, la clip successiva evidenzia un miglioramento sotto questo punto di vista. Un miglioramento e soprattutto un'attenzione diversa, soprattutto rispetto a quello che avevo detto prima di Allegretto. Qui vediamo grande attenzione nella marcatura su palla laterale, anche se avevano lasciato un pochettino Boulevardi solo, però grande ripiegamento attento e preciso da parte di Tacchio e De Rose, e poi cioè, se marchi bene, se copri bene gli spazi, o l'avversario fa una grande giocata e ti fa il gol, o è difficile, anche se la palla è comunque dentro area, ma se ti poni bene col corpo, se chiudi bene gli spazi, se non gli lasci guardare la porta con facilità, è difficile che trovino delle soluzioni, e questo, diciamo, è un miglioramento che sicuramente deve far piacere a Toscano, certamente, in vista del proseguo del campionato. Ti fermo, ritorno a te fra poco per la fase di possesso invece del Catania, e volo, fra virgolette, da Franco Cammarasana a Trapani, che ci sorride perché, diciamo, come diciamo sempre, ciao Franco, intanto a Trapani da raccontare c'è sempre tanto. La battuta d'arresto in Coppa Italia, l'eliminazione con il Rimini, ma poi c'è Antonini che continua a discutere, fa anche discussioni via social con altri dirigenti sportivi. Una lunga polemica, tra le tante anche una lunga polemica con lo Monaco. Esatto. Ovviamente gli sportivi trapanesi in questi giorni non è che siano molto allegri, perché oltre all'uscita dalla Coppa Italia col Trapani sconfitto per 3-0 nella semifinale contro il Rimini, Trapani ha dimostrato di essere, ripeto, ancora in alto mare dopo tutti gli acquisti fatti a gennaio. E poi ieri sera l'eliminazione della squadra di pallacanestro in A1 alle final 8 di Coppa Italia a Torino. Adesso si dovranno un pochino riordinare le fila sia nel calcio che nel basket. Il calcio domenica è atteso da una partita in casa importante col Sorrento, fra l'altro una squadra in netta ripresa, perché da quando Giovanni Ferraro ha sostituito Barilari sulla panchina, questa squadra sta andando veramente forte. Nel girone di ritorno 10 punti al pari di Monopoli e Trapani, viene da 3 vittorie. Vi gioca anche un ex Granata, Antonino Musso, già autore di 9 gol. Insomma, non sarà affatto una partita facile contro un Trapani che speriamo in questi giorni abbia trovato un pochino la quadra. A proposito di quadra, Franco, stiamo vedendo una possibile formazione del Trapani.
Esatto, praticamente tornano disponibili intanto Toscano e Celiento che erano assenti a Rimini, mentre non ci sarà Silvestri squalificato. Dovrebbe essere riproposto il 4-3-3 iniziale a Rimini, ma ripeto, è una squadra ancora un pochino in fase di costruzione. Comunque dovrebbe essere per sommi capi questa la formazione, con Uicai tra i pali, bravissima a Rimini, tranne poi a commettere un errore su un calcio di punizione che ha costato l'1-0 a favore del Rimini. E poi in difesa Ciotti, Malomo, Celiento e Benedetti, a centrocampo Carraro, Toscano, Ciotti oppure Verna o Segberg, il centrocampista che si dice molto forte e qualcosa ha fatto vedere norvegese. Poi in avanti Ciuferri, Anatrello oppure Ongaro, il ragazzo preso dal Novara, e Piovanello. Questa è per sommi capi la probabile formazione. Dirigerà Marco Di Loreto, arbitro di Terni. Grazie Franco. No, prosegui, dimmi. Potrebbe avere delle variazioni, perché sicuramente in questi giorni Torrente avrà meditato su quello che è stato, su quella che è stata la partita di Rimini, e quindi avrà sicuramente le idee più chiare di quanto non l'abbia avuto martedì sera. Grazie Franco Cammarasana, buon pomeriggio di nuovo anche a te. Noi torniamo da Anna intanto per avere qualche altro messaggio, qualche altra indicazione che arriva da casa. Anna, ciao. Messaggio da Salvo di Catania, ci scrive: il Catania ha vinto la partita con il Benevento perché erano liberi mentalmente, voi che ne pensate? Grazie. E ancora, buongiorno, ma Luperini che ha? Perché non gioca? Perché così poca chiarezza? Un Catania che fa ben sperare, soprattutto se il mister sta più sereno. Oggi gli attaccanti li ha. E dato che siamo quasi alla fine, è arrivato un messaggio promemoria, ci scrivono: Marco, dammi la formazione, PS Anna sei bellissima. Vabbè. La seconda parte è sicuramente giusta, la prima vediamo quello che possiamo fare. Allora, vabbè, la partita vinta era quella col Monopoli, evidentemente non quella con il Benevento, perché era libero di testa il Catania. Ma non lo so. Non penso. Non lo so, perché la situazione prima, diciamo che forse la fine del mercato ha comunque, esatto, ecco, ha comunque creato... Ha creato degli equilibri, sì, sicuramente. Poi per quanto riguarda Luperini è ritornato in gruppo. Sta riprendendo Sarà secondo me un po' dal lungo come infortunio. Cioè, secondo me nella seconda metà di stagione, visto che l'hanno tenuto, visto che si sta andando in gruppo, visto che col Monopoli già mister, penso di non sbagliare, si è riscaldato per un bel po' e comunque lo voleva buttare dentro, secondo me pian piano rinizierà ci sarà spazio per Luperini, sicuramente. In una parte di gara domenica ci sarà spazio, credo, per probabilmente anche per lui. Torniamo ancora da Ermanno, soluzioni invece per quanto riguarda l'attacco del Catania, soprattutto l'attacco del secondo palo. Sì, l'attacco del secondo palo, soprattutto ho messo questo taglio perché mi è piaciuto molto come è stata sviluppata l'azione, no? Da questa bellissima apertura di Inglese all'inserimento di Gega da braccetto che si butta dentro, rischiando un pochettino, scoprendo un pochettino il fianco al Monopoli, però dà tempo e spazio ad Anastasio per mettere un ottimo grosso sul secondo palo. Bene la condivisione del movimento tra Corallo e Inglese che colpisce, come abbiamo visto anche con la Turris nel girone d'andata, bene questa palla sul secondo palo, non la colpisce proprio benissimo perché la palla era leggermente più bassa, forse poteva andarci col piede, però anche qui mi è piaciuta molto perché è stata un'azione corale, un'azione fatta da tanti interpreti del Catania, anche chi non ha toccato il pallone si è mosso per liberare spazio e dare tempo al compagno per fare la giocata giusta. E questo è quello che abbiamo visto. Un po' diciamo si rimarcano quella compattezza, quello spirito di squadra e di sacrificio che è da mesi ne parla Toscano. Che vuole vedere Toscano. È vero, primo gol e secondo gol, andiamo con le ultime due clip per vedere quali sono le caratteristiche che hanno portato poi alla realizzazione. Primo gol proprio su una pressione, quindi la difesa lo fa l'attacco, l'attacco fa la difesa. Ecco, quello che diciamo, diceva lo spettatore, detto prima, no? È proprio questo, no? Pressione forte di Inglese, recupero palla su ingenuità di Greco e poi bravissimo qui De Paoli a calciare, a trovare la porta, poi secondo me un bravissimo Vitale sulla parata, però molto bravo invece. Rimbalza un po' strana questa palla. Però davanti. molto bravo Inglese
a fare quel movimento, non gli va sul suo lato forte, quindi sul lato destro, ma addirittura va sull'altro lato, quindi non portandogli l'uomo sul piede forte, lasciandogli la traiettoria per il tiro in porta. Quindi è bene anche qui precisare, mi piace molto quando i due attaccanti, o in questo caso i due giocatori dello stesso reparto, condividono dei movimenti. Ecco, altro movimento e movimenti li vediamo nel gol, nel calcio d'angolo che poi ha portato alla rete di Gherardi, la seconda rete del Catania. Anche in questo caso partiamo dal movimento di Inglese e poi arriviamo a quello di chi ha realizzato il gol. Movimento studiato, schema provato e secondo me riprovato in allenamento, perché è stato fatto in maniera perfetta. Qui vediamo Inglese proprio che si stacca da questo blocco sul secondo palo, viene a ricevere la palla quasi davanti al vertice dell'area di rigore, dell'area piccola. Quando parte il pallone parte pure Gherardi. Questa spizzata dietro di Inglese è perfetta, Gherardi che arriva in corsa, non lo fermi, poi uno della sua stazza, della sua prestanza fisica è difficile da contrastare, soprattutto quando ti arriva a quelle velocità, però benissimo il movimento di Inglese, ma benissimo anche il movimento degli altri 4 giocatori sul secondo palo che liberano lo spazio, che bloccano l'uscita del portiere, e soprattutto il movimento degli altri difensori, liberando lo spazio per il terzo tempo di Gherardi, che è bravissimo a attaccare. Sì, no, da sottolineare, l'abbiamo fatto più volte, però magari per chi non l'ha visto, io ero lì, noi eravamo lì, stava battendo De Rose l'angolo, sì. Probabilmente il Catania non avrebbe fatto gol. Invece poi è arrivata Anastasio. Dalla panchina gli è arrivata la segnalazione che dovevano cambiare, doveva andare a battere Anastasio, è stato decisivo. Più un cross a rientrare che a uscire. E con la grandissima esultanza di Corallo e di tutti i giocatori del Catania verso la tribuna dei giocatori, dei tifosi, anzi, rossazzurri. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, faremo contento il telespettatore perché daremo la probabile formazione del Catania a fra poco. Ultimo segmento della nostra trasmissione per le probabili formazioni del Massimino, partendo da quella del Catania. Intanto vi diciamo che non ci dovrebbero essere rientri per quanto riguarda gli infortunati, quelli insomma che erano già fuori nella partita con il Monopoli. Certamente rientrano Quaini e Frisenna, dovrebbero partire dalla panchina, dovrebbe essere confermata la stessa difesa, c'è il ballottaggio fra Anastasio e Raimo. Sono stati provati un po' tutti e due, però chiaramente noi abbiamo messo Anastasio anche per la situazione che dicevi prima tu, di dare una mano ad Allegretto in fase difensiva, in quel senso, Carlo. E poi su De Paoli, il giocatore ha fatto qualche allenamento differenziato durante la settimana, però dovrebbe essere lui ad affiancare Inglese all'inizio. Credo che giocherà Anastasio. Soprattutto perché gli è stato dato un turno un attimino di sveglia domenica scorsa, perché non era stato brillantissimo nelle ultime giornate, ma lì in quel ruolo è chiaro che insomma, sì, può far più fatica a Raimo rispetto a Anastasio, che è naturale. Lì davanti, se recupera e darà affidabilità De Paoli, credo giocherà De Paoli con Corallo che potrà subentrare. È un'alternativa, dare una grandissima mano alla partita in corsa. Andiamo a vedere invece la probabile della Casertana, perché l'abbiamo detto, no, durante la trasmissione, noi l'abbiamo messa come un 4-3-3, ci sono tanti ballottaggi, ce lo diceva anche il collega, fra Proia e Bianchi, fra Destini, io lo chiamo così, e Carretta, e la possibilità di vedere un 4-2-3-1 che Carlo prevede cosa? Che Proia vada a fare sottopunta fondamentalmente, con Vano che sale. Ma diciamo che anche all'andata è stato un po' così, esatto. No? E poi era un 4-3. Vedremo se Proia andrà a fare proprio il sottopunta con compiti, dicevamo alla Marchisio, un po' alla Perotta, di andare a riequilibrare il centrocampo, lui che è molto bravo a buttarsi dentro e a essere un assaltatore, è un centrocampista con queste caratteristiche. L'altro ballottaggio, l'abbiamo detto, è quello fra Fabri e Falasca, lì sulla sinistra, esterno di difesa. Carlo, stavi aggiungendo? No, va bene così. Va bene così, abbiamo quasi finito. No, non abbiamo finito ancora, che vi facciamo vedere i nomi degli arbitri della quaterna ormai
arbitrale del Massimino, che arrivano subito grazie alla nostra regia, Ursini di Pescara, e poi Masciale e Montanelli sono i 2 assistenti e Gemelli è invece il quarto ufficiale. Qualcosa da dire sugli arbitri? No, no, se no abbiamo detto, era per concludere in bellezza. Abbiamo veramente concluso. Un saluto e un arrivederci nei nostri studi e nei nostri schermi a Carlo Breve. Grazie Marco, Ciao. ci vediamo domenica. Ciao Carlo, ci vediamo domenica. Con Ermanno invece ci vediamo venerdì. Ciao Ermanno. Ciao Marco. E con Anna, la splendida Anna, ci vediamo ovviamente sempre venerdì. Ciao Anna. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. Ciao Marco, grazie. E allora io vi ricordo invece che Telecolor con diretta stadio dalle 5 per la partita con la Casertana, 3 ore in diretta con noi fino alle interviste post gara, poi lunedì anteprima corner e noi, come ha detto Anna, ritorniamo venerdì prossimo. Ciao!